Quali sono i punti di forza di questa lista? Ma è una lista fatta con l'entusiasmo soprattutto di amministratori che grazie alle eccellenze dimostrate nella gestione quotidiana dei propri territori, dei propri comuni, hanno dimostrato qualità nella proposta. Un'altra lista civica che condivide lo straordinario progetto del centro-sinistra, un progetto, ripeto ancora una volta, condiviso, costruito giorno dopo giorno, un cantiere aperto che caratterizzerà i prossimi 5 anni della guida del centro-sinistra della Regione Molise. Come è nata l'idea di costruire questa lista sulla candidatura di amministratori? Ma è nata perché penso che il rapporto forte tra governo regionale e territorio vada garantito dalla presenza non di candidati che rimangono impegnati nel mese di campagna elettorale, ma di persone che mettono in gioco la propria credibilità, la propria affidabilità per un progetto comune e condiviso.